La crisi? I giovani e le donne del Veneto rispondono con fiducia. È quanto emerge analizzando le richieste di contributi dalla Regione per avviare nuove imprese. Dal gennaio del 2008 sono state quasi 1200 le domande inoltrate, 620 per l'imprenditoria femminile, 510 per quella giovanile. E a gennaio si conosceranno i vincitori dei bandi, circa 600, che riceveranno per la loro attività fino a un massimo di 60.000 euro a fondo perduto. Perché vuol dire che il Veneto ancora si ha voglia di fare impresa, che in Veneto non si è sopita quel nostro DNA di essere così locomotiva del nord-est. Ormai siamo freccia rossa, freccia argento del nord-est evidentemente, non più locomotiva, e quindi un dato importante. Il settore principale è quello del commercio, poi il manifatturiero e quello dei servizi, con attività anche innovative, specie tra i giovani. Il settore della comunicazione e dell'informazione ha attirato molto, ha bevuto molto, come si suol dire nel caso delle domande. I fondi a disposizione, europei ma cofinanziati dalla Regione Veneto, ammontano per ora a 15 milioni di euro, ma in sede di approvazione di bilancio si potrebbe aggiungerne altri 7 milioni e mezzo. La finanziaria regionale però è un capitolo dolente. In Consiglio i lavori sono bloccati a causa dello scontro totale tra maggioranza e opposizione. Il rischio è l'esercizio provvisorio di bilancio fino alla fine della legislatura. Il dialogo in questo momento non c'è, uno perché non c'è un interlocutore, non abbiamo ancora capito chi tenga il bandolo della matassa, non abbiamo capito che genere di ostruzionismo sia questo, perché se prima ci si confrontava e ci poteva anche essere un momento ovviamente giustificato di opposizione su determinati temi, oggi come oggi noi non siamo nemmeno entrati nella parte generale di discussione del bilancio, siamo inchiodati all'articolo 41, che è un articolo appunto che permette loro di poter chiedere l'immediata discussione di qualunque punto all'ordine del giorno.